whatever you like, whatever you say, you pay your money, you take your choice. Whatever you need, whatever you use, whatever you win, whatever you lose, whatever you want. Whatever you want. Whatever you like, whatever you want. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è la rassegna stampa. Io sono Antonino Danna, in accidentale sostituzione solo per questa mattina di Sammy Varin, ladies and gentlemen. E questa è la puntata di oggi, giovedì 6 di novembre dell'anno del Signore 2025. Sono le 7:34 minuti e 26 secondi. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli Auto da Fe di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin, le videopillole e molto altro ancora. Quindi radiolibertà.net is the place to be. Saluto il nostro Simone, pescatore di magiche onde, che ringrazio per il suo lavoro. Buona giornata anche a te, amico mio, e in particolare vi ricordo a quali coordinate incrociamo: 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure 0292947222 quando lo dirò io per il telefono, diciamo dopo le 9:05, perché lo sapete, gli orari più o meno sono questi. Allora, questa mattina avete ascoltato un pezzo del 1979, gli Statu Quo, Whatever You Want, qualunque cosa tu voglia, e qua roba ne abbiamo da darvene in questa rassegna stampa bizzeffe, bella gente. E allora cominciamo intanto col tema del giorno. I temi del giorno sono sostanzialmente Al-Masri con tutta la polemica inerente alla sua figura, poi abbiamo la questione Mamdani, questo neosindaco islamico di New York, che non è affatto la mammoletta né tantomeno il grande risultato che ci raccontano qua in Italia. Poi vi racconterò questo intellettualmente, da che cosa proviene e che idea ha in testa, perché è un rischio che presto avremo anche nel nostro paese, già che ci siamo. A Catanzaro, grazie all'intervento della Lega, grazie a Rossano Sasso, è stata chiusa la moschea che era stata aperta in università, la Università Magna Grecia. In effetti c'era bisogno di una moschea all'università, poi questi sono questi, non l'Università Magna Grecia, ma vi vorrei ricordare che qualche anno fa, quando Benedetto XVI andò all'Università La Sapienza, ci fu una levata di scudi, tra cui l'attuale Nobel Giorgio Parisi, i quali dissero: ah no, sacrilegio, l'università è laica, una figura religiosa non può certo venire a predicare dentro l'università. In compenso a Catanzaro gli stavano facendo la moschea. Va bene, andiamo avanti. Poi che cos'altro abbiamo? Abbiamo le norme sulla legittima difesa, che finalmente evitano a chi spara per difendere la proprietà e spara per difendersi, impediscono di finire sotto processo e di andare in galera. Il caso Pifferi, Alessia Pifferi, che lasciò la sua figlia Diana a 18 mesi per sempre, 6 giorni da sola, con un biberon e scusate, è una vicenda veramente orrenda. In primo grado le avevano dato l'ergastolo, ieri in appello gliene hanno dati 24 di anni. Vabbè, bocca mia taci. Andiamo avanti con la rassegna stampa, poi l'aumento dello stipendio per i professori e molto altro ancora. Diamo un'occhiata alle agenzie, eccoci qua sull'ANSA. I media libici, Al-Masri è arrestato a Tripoli, il governo, lo sapevamo, è una delle ragioni dell'espulsione, la decisione della procura, la legale di una vittima, chiederemo il risarcimento al governo italiano. Il generale libico era stato fermato in Italia lo scorso gennaio, poi rimpatriato, è accusato anche della morte di un prigioniero. Le reazioni dell'opposizione, figura vergognosa dell'esecutivo.
Champions League, l'Inter batte il Kairat ed è a punteggio pieno, l'Atalanta espugna Marsiglia. Tempeste di neve e valanghe, la strage sulle montagne del Nepal, la Farnesina, scarse le speranze per Di Marcello e Kirchler. Ancora, Kiev, liberato il palazzo del Consiglio a Pokrovsk, issata la bandiera. Angelina Jolie a sorpresa a Kherson, visita i bimbi malati in ospedale. Tiremmo innanzi, cosa abbiamo qui? Ecco infatti la fotografia pubblicata dall'ANSA, Angelina Jolie a sorpresa a Kherson dai bimbi in ospedale, l'attrice parla con i medici e i pazienti di una struttura pediatrica. E poi ieri notte la superluna più spettacolare del 2025. Diamo pure un'occhiatina alla BBC. La BBC apre stamattina con le immagini da Gaza. Dentro Gaza la BBC vede la devastazione totale dopo 2 anni di guerra, con delle strade distrutte e con macerie ovunque, a perdita d'occhio. Qualunque piano per il futuro di Gaza sono estremamente ottimistici rispetto a quello che si trova oggi, scrive la collega Lucy Williamson. Tra l'altro in America continua lo shutdown del governo, la pubblica amministrazione è ferma. Pensate che 13.000 controllori di volo continuano a lavorare senza stipendio, ma saranno tagliati probabilmente i voli su 40 aeroporti nel caso in cui lo shutdown non dovesse finire. Questo perché lo informa appunto il segretario ai trasporti Sean Duffy. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani stamattina. Eccoci qua. E cominciamo allora da Avvenire, il quotidiano dei vescovi, che Sava Sandir apre su Mamdani e su Al-Masri. Avvenire, Il Fatto, il governo dà una nuova versione, conoscevamo le intenzioni della Libia, si riaccende lo scontro politico. In cella a Tripoli, il generale Al-Masri, arrestato dalla magistratura libica per le torture inflitte ai migranti, raccolte le prove a conferma delle accuse della Corte Penale Internazionale, incertezza sull'estradizione all'Aia. Ne scrive il collega Nello Scavo. Fotonotizia a centropagina, eccolo qua, bello sorridente come se il conto non fosse suo. New York, vince il Dem socialista e musulmano, Mamdani sindaco con una svolta sociale. Ecco, permettete, allora, la confusione che si fa in Italia su questo signore deriva dall'uso dei termini. In America chi è di sinistra è chiamato in inglese liberal, che qua in Italia si scambia con liberale. Liberale era Berlusconi e Berlusconi non era di sinistra. In America invece chi è di sinistra è chiamato liberal, chi fa parte del Partito Democratico è un liberal. Socialista negli Stati Uniti d'America non vuol dire essere liberal, vuol dire essere di sinistra radicale, estrema sinistra. Socialista è Bernie Sanders, infatti ecco perché lo ha sostenuto. Socialista è Alexandria Ocasio-Cortez, ecco perché ha sostenuto Mamdani. Ma non è una figura come poteva essere quando il cervello gli funzionava Joe Biden o un Jimmy Carter, per capirci. Non è assolutamente questo. Non c'entra niente con Pietro Nenni, con Craxi o con la buonanima di Matteotti. Socialista in America vuol dire una cosa quasi come un comunista di quelli arrabbiati qui da noi, tanto per chiarirci. Ancora, la richiesta, 1/3 dei posti a scopo commerciale a minori per protagonisti, regole e limiti per i figli messi in vendita sui social. In cattedra l'intelligenza artificiale riporterà a scuola i docenti, da rivedere il 60% dei saperi. E poi il dramma delle valanghe, Nepal, 3 alpinisti morti, giallo su altri 5 irreperibili. Ancora il Corriere della Sera, eccoci qua, mitico Corrierone, l'apertura, il caso, le accuse, ha torturato e ucciso, PD e 5 Stelle all'attacco, il generale Al-Masri arrestato a Tripoli, scontri in Italia, il governo anche per questo l'abbiamo espulso. Fotonotizie a centropagina, eccolo qui, Mamdani e signora, la moglie Rama a Dubai. New York, Mamdani trionfa e sfida Trump. Il sindaco, so che ci guardi, alza il volume. Questo è come De Blasio, come tutti questi fenomeni eletti a sindaco di New York dai Dem, che venivano presentati come quelli che avrebbero dato la palingenesi al partito e poi sono finiti nel nulla. Vedrete che
sparirà pure lui. Ancora, Milano, il PM apre un'altra inchiesta, Rogito le firme, San Siro venduto a Milan e Inter. Le vittorie dei Dem, quanto pesa questo segnale per Donald? Lo scrittore Safran Foer, ecco perché non gli ho dato il mio voto. Di spalla parla Fazzolari, da Ranucci assurdità, lo denuncio. Regionali, il sondaggio in Veneto, Stefani avanti di 36 punti, dice l'immenso Nando Pagnoncelli. Scusate. Alessia Pifferi, pena di 24 anni, lasciò morire la figlia di Stenti, tolto l'ergastolo. Il Fatto Quotidiano, il CSM si fa in 3, costi triplicati, più posti ai politici trombati, ecco l'effetto riforma, i regali della casta dalle carriere separate. Arrestato al-Masri, i meloniani scavalcati persino da Tripoli, la Libia dà ripetizioni di diritto a Nordi e Company, indagine domestica, blitz che imbarazza il governo italiano, ma nessuna volontà di consegna alla Corte Penale Internazionale, Palazzo Chigi, liberato per farlo arrestare là. Il rogito del comune, San Siro svenduta ai fondi, PM è una gara truccata, niente risarcimento, ne scrive Serenella Bettin, perso un pezzo di testa, nessuno vuole credermi. Questo è un ragazzo che ha avuto questo incidente, Carlo Perticarini, e non viene risarcito, dice lui. Ancora, il giornale, le sfide dell'economia, il governo alza i salari, aumenti anche ai prof, rinnovo dei contratti, in tasca circa 150 euro in più al mese, la CGIL non firma, l'Italia vince in Europa, Green Deal più flessibile. Fotonotizia, centropagina. Mamdani, sindaco di New York, l'ennesimo papa radical per la sinistra italiana. E poi, dopo le 5 vittime, Nepal, incubo italiani dispersi, altri 5 alpinisti irraggiungibili, per fortuna stanno bene. Faida interna al Masri agli arresti in Libia. Il Tempo, eccoci qua, con un geniale fotomontaggio, vedete Ellie Schlein, lo descriviamo per chi è alla radio. Ellie Schlein nei panni di Biancaneve Disney che riceve dalla strega cattiva Mandani questa mela, la grande mela appunto, New York, sotto la Statua della Libertà. La mela avvelenata, gran titolo del Tempo, signori. Giù il cappello. Il primo musulmano della storia, chi è Zoran Mamdani, il nuovo sindaco di New York che non potrà essere presidente USA. In Italia la sinistra esulta, ma la nuova star progressista spegne gli entusiasmi. Non mi riconosco nel Partito Democratico di oggi. Parla l'ex sindaco repubblicano Rudy Giuliani, tra l'altro avvocato e grande amico di Trump. Un sindaco comunista, suicidio per la città, paradossalmente questo sarà un aiuto per Trump. Ancora Alan Friedman, è troppo di sinistra, non farà quasi nulla, adulato da noi solo perché fa chic. Gli impresentabili di Fico, Gigino Apurpetta chiede voti, un altro big finisce all'antimafia, le elezioni regionali in Campania. Era candidata con Bandecchi, la boccia si ritira, ho ricevuto un altro avviso di garanzia, così diventerebbe un calvario. Di spalla, vedete qui il viaggio dentro il crollo della Torre dei Conti, ecco le foto degli interni della Torre dei Conti, era ridotta a un rudere dopo oltre 20 anni di incuria e abbandono. Parla l'ex sovrintendente Strinati, tanti gli scavi nella zona, mi chiedo perché la torre non è stata puntellata. Contratto scuola, firmato il rinnovo ai prof, 150 euro al mese in più, e poi il momento più divertente della rassegna stampa, il tempo di Osho, finalmente Al-Masri va in galera, la sinistra attacca Meloni, c'è Al-Masri spaparanzato su questa poltrona dorata con uno sguardo interrogativo che dice: porca zozza, c'avevano ragione a dire che la Libia non è un paese sicuro. Date una medaglia a quest'uomo, vi prego. La Repubblica apre su Mandani, il sindaco dell'altra America, il giovane socialista, abbiamo spiegato che non c'entra niente col socialismo nostro. Zoran Mamdani trionfa alle elezioni di New York, ai democratici anche Virginia e New Jersey. L'ira di Trump, a Manhattan un regime comunista, così la gente scapperà, i dubbi della Corte Suprema sui dazi. Eccolo qui. Poi abbiamo Gianni Riotta che ne gode pienamente, il primo passo di una riscossa ora possibile. Gabriele Romagnoli, l'irresistibile corsa dell'esercito dei dimenticati, Al-Masri arrestato dalla Libia, prove dall'Aia, Palazzo Chigi, sapevamo del mandato da gennaio, manovra a fondo dei comuni, servizi a rischio con i tagli.
Certo che prendere uno che non ha fatto mai un giorno di lavoro e farlo diventare sindaco di New York, effettivamente. Poi la marcia dei diseredati, chi? Lui che è figlio di un professore universitario, ma state scherzando? La stampa, da quando in qua i professori universitari fanno la fame? La stampa, New York a Mandani, l'America anti-Trump, raddoppiano i votanti, eletto sindaco il 34enne socialista, musulmano e immigrato. Non è un socialista, ve l'ho già detto. Le idee, gli USA riscoprono la loro seconda anima, cioè il sussidio. Cioè, voi credete davvero che negli Stati Uniti d'America, un paese che è fondato sull'etica del lavoro, dove ti dicono work, 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 why don't you get a job? Perché non ti trovo un lavoro? Questi possono accettare il sussidio, i trasporti pubblici gratis in una metropoli di 20 milioni di anime e 5 supermercati comunali, uno per quartiere, dove tu trovi il cibo a prezzo calmierato. Secondo voi l'America può accettare una cosa del genere? Ok. Il paese dell'iniziativa privata può accettare una grillata del genere? Violenza, patto per le donne, ecco qua la sindachessa di Genova Silvia Salis, la sindachessa di Genova Salis, Schlein e Meloni assieme sul palco a chiedere giustizia per tutte. Il giallo di Collegno, se l'assassino non è Mr. Hyde, ma l'insospettabile Dr. Jekyll, andiamo avanti. La verità, che fa il titolo più giusto su tutta la vicenda Mandani. Schiaffo a Trump, a New York vince l'immigrato estremista, la sinistra italiana è in estasi per l'islamo comunista USA. Il Propal Mamdani vuole alzare le tasse per congelare sfratti affitti, rendere gratuiti i mezzi pubblici, gestire i prezzi degli alimentari. Per i nostri capetti progressisti a caccia di un vero leader e un modello. Ne scrive Maurizio Belpietro, ma poi ci sono Fabio Dragoni, La Galassi, Stefano Graziosi e Carlo Tarallo. Ancora la Paola Concia, intervistata da Francesco Borgonovo. Si afferma un femminismo feroce e intollerante, la matrice culturale della Schlein è quella. Carlo Cambi, poi lo vedremo il suo pezzo, fece morire di fame la figlia, tolto l'ergastolo, la Corte d'Appello riduce a 24 anni la pena per Alessia Pifferi che lasciò a casa da sola 6 giorni la bimba di 18 mesi per andare a spassarsela con un uomo. Con la buona condotta tra 10 anni sarà fuori impermesso. Domando se questo paga una vita di 18 mesi, che era all'alba della sua esistenza. Vabbè. Lo scoop di Panorama su Garlasco, Venditti butta la palla in tribuna, le toghe però lo smentiscono, parla il GIP Crepaldi, ma che punitiva con la riforma Nordio, troppi poteri al PM. A Inter e Milan, San Siro venduto, la procura indaga per turbativa d'asta. E poi Stellantis ritira 375.000 SUV, rischio incendi, i veicoli ibridi vanno parcheggiati lontano dalle abitazioni, non ricaricateli. Io finché posso brucio benzina e basta. Libero, il ballo del mattone dei grillini, la verità su Casa Meloni. I 5 Stelle fanno un'interrogazione sull'accatastamento del villino del Premier. Secondo loro dovrebbe pagare più tasse. Ecco tutte le prove che svelano la maxi balla. Vota a New York, Elli esulta come se avesse vinto il PD. Chi è Mamdani, il nuovo sindaco social islamico che tifa intifada. E poi Rovigo, decisione grazie alle nuove norme, Giorgia, difesa sempre legittima, spara al ladro ma non è indagato, era ora. Comico scatenato, adesso Iacchetti se la prende pure col Papa e a posto. Lo zar alza la tensione, mandato di Putin al governo per riprendere i test nucleari, la Russia riprenderà i test nucleari forse. Lo ha annunciato ieri lo stesso presidente russo Vladimir Putin ordinando ai suoi funzionari di presentare piani in proposito. Allahu Akbar, terrore in Francia, convertito islamico, falcia 10 persone. Andiamo a vedere Italia Oggi. Italia Oggi stamattina titola su i debiti contributivi in 60 rate, la dilazione dei debiti INPS e INAIL prevista nei casi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, 36 rate per debiti sotto i 500.000 euro. Poi vediamo in alto, ne scrive Cirioli a pagina 26, Nicola Rossi intervistato dall'ottima Alessandra Ricciardi, il professor Rossi dell'Università di Tor Vergata, la manovra non è Babbo Natale ma non ha niente di punitivo.
Economia sociale, l'Italia dovrà adattare al non profit gli strumenti di compliance fiscale come ISA, adempimento collaborativo, Tax Control Framework, Damiani a pagina 29, una ricerca Kantar, anche nel settore del marketing l'intelligenza artificiale rimescolerà tutte le carte, ne parla Andrea Secchi a pagina 15. Poi ci siamo io e Carlo Valentini alle pagine 4 e 6, a New York diventa sindaco un 34enne di sinistra, Propal, figlio di immigrati. Di spalla poi, come sempre, implacabile Pierluigi Magnaschi col suo diritto al rovescio, la tirannia dei numeri che rischia di far deragliare anche Google Discover, probabilmente il più importante distributore di notizie a livello globale. Gli algoritmi che regolano Discover tendono infatti a privilegiare i contenuti che generano più interazioni, indipendentemente dalla loro veridicità, col rischio di diffondere notizie false o manipolative. Secondo un'inchiesta di Next esistono più di 4.000 siti progettati per sfruttare le falle dell'algoritmo di Discover e molti di questi utilizzano sistematicamente l'intelligenza artificiale, capace di produrre centinaia di notizie in pochi minuti senza andare troppo per il sottile nel distinguere vero da falso. Un inquinamento mediatico di cui fanno le spese sia il pubblico sia i siti di informazione tradizionali, che usano solo il lavoro dei giornalisti più lenti, scrupolosi e costosi dell'intelligenza artificiale. Siccome sono le 7:54 minuti e 46 secondi, abbiamo anche il tempo per dare un'occhiata ai giornali locali. Brescia Oggi, ambiente, emergenza amianto, la bonifica completa richiede altri 15 anni. Corriere del Mezzogiorno, la Campania, bradisismo, Campi Flegrei, arrivano 1 miliardo e 400 milioni di euro. Corriere del Mezzogiorno, Puglia, politica e giustizia nella morsa del voto di scambio. Corriere del Trentino, il piano, San Vincenzo, il nodo dello stadio. Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, elezioni regionali, il sondaggio, Zaia tiene in alto la Lega, Stefani doppia Manildo, il Carroccio resta a mezzo punto davanti a Fratelli d'Italia, bassi gli indici di popolarità dei candidati. Corriere della Sera, Dorso di Bergamo, amianto, il killer silenzioso è tornato. Corriere della Sera, Dorso di Brescia, agrivoltaico in provincia, oltre 100 ettari già ricoperti, la rendita fino a 1.000 euro al PIO. Corriere della Sera, Dorso di Milano, il Rogito, San Siro, cambia tutto il quartiere. Corriere della Sera, Dorso di Roma, dopo il disastro, Torre dei Conti, vogliono salvarla ma serviranno anni. Corriere Torino, gli accordi internazionali, patti di ricerca, interviene la Bernini. Corriere dell'Alto Adige, economia, acciaierie, intesa tra Fratelli d'Italia e PD. Corriere Bologna, Torre Malata, Garisenda, lo scontro sui fondi. Corriere Fiorentino, la Toscana, l'allarme della procuratrice, si insedia Rosa Volpe, prima donna a capo della procura, mai visto organici così scoperti. Corriere della Romagna, edizione Rimini e San Marino, il caso in zona Celle, non pagano l'affitto per 1 anno e mezzo, la proprietaria ci hanno lasciato la casa devastata, non la daremo più. La nuova Gazzetta di Modena, Carpi, nel 2033 ospedale da 57 milioni, sanità, via i lavori previsto tra 8 mesi, sarà potenziato il Santa Maria Bianca di Mirandola. Il giornale di Brescia, la minaccia atomica sul mondo, Putin avverte Trump, nuovi test se li esegue Washington. Intanto fra gli USA e Ghedi vola un cargo per bombe nucleari. Il Cittadino, quotidiano dell'Odigiano e Sud Milano, incidenti sul lavoro a Borghetto e Colturano, giornata nera. Il Piccolo di Trieste, Federica blinda Fincantieri, il governatore, sbagliato portarla sul lagone politico, l'opposizione si lavori senza speculazioni. Il Secolo XIX, la procura di Tripoli mette sotto accusa il generale, omicidio e tortura, Al-Masri arrestato, si riaccende la lite sul rilascio in Italia. Gazzetta del Mezzogiorno, manette nell'urna, a Modugno 6 arresti per voto di scambio col clan Parisi, in carcere un candidato della regione, indagato il sindaco. La nuova di Venezia e Mestre, il porto offshore avanza. La prealpina, violenze e insulti al marito, busto arsizio, maltrattati anche i figli, donna di 48 anni a processo. La provincia di Como, ospedale di Menaggio, arrivano anche i privati. La provincia di Cremona, il ponte sul Po Groviera sarà riasfaltato di notte. La provincia di Lecco, Legnone cade nei boschi, muore cacciatore di colico. La provincia di Sondrio, truffato da finto avvocato, persi sul conto 20.000 euro. E poi chiudiamo con la Sicilia, talpe e gestione sulle nomine, le mani di Cuffaro sulla regione. Schifani ai Cortigiani, nulla più come prima.
Sono le 7:58 e 10 secondi. A questo punto noi direi che possiamo andare anche in pausa. Ci sentiamo niente po' di meno che Caterina Caselli, Nessuno mi può giudicare, del 1966, e torniamo tra poco anche con le vostre eventuali zappe. Dai. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità mi fa male, lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità mi fa male, lo so. Dovresti pensare a me e stare più attento a te. C'è già tanta gente che ce l'ha su con me, chi lo sa perché. Ognuno ha il diritto di vivere come può. La verità che fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace e quell'altra no. La verità che fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché? Sta di casa qui la felicità. Molto molto più di prima io t'amerò. In confronto all'altro sei meglio tu. Ed ora in avanti prometto che quel che ho fatto lì non farò mai più. Ognuno ha il diritto di vivere come può. La verità che fa male, lo so. Per questo una cosa mi piace, quell'altra no. La verità che fa male, lo so. Se sono tornata a te, ti basta sapere che ho visto la differenza fra lui e te ed ho scelto te. Se ho sbagliato un giorno ora capisco che l'ho pagata cara la verità. Io ti chiedo scusa e sai perché? Sta di casa qui la felicità. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Oh, era il 1966 quando Caterina Caselli cantava Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu, e noi non ci facciamo giudicare, anzi siamo a favore pure della separazione delle carriere. E giovedì 6 novembre, le 8, 1 minuto e 30 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa. È già arrivata una zappa al 340 670 9659. Marco da Milano, per quale motivo l'arresto di Al-Masri sarebbe un problema per il nostro governo? E questo lo devi chiedere all'opposizione, che ha già strillato che la Meloni deve andare a riferire in Parlamento. Allora, a me sembra abbastanza chiaro, se un governo ti avverte riservatamente, guarda che questo devi rifarcelo tornare, devi farlo rientrare da noi perché trova una scusa in qualche modo, ma fallo tornare perché poi lo processiamo noi e lo mandiamo in galera noi, che lo stiamo già inquisendo. Allora tu che cosa devi fare? Ti metti a fare il giustiziere della notte, oppure, siccome esiste una ragione di Stato ed esistono i rapporti tra gli Stati, tu dici vabbè, sento un po' Tripoli, ti preoccupare che a questo qua lo mettiamo su un aereo e ve lo rispediamo, così poi vedete che dovete fare voi altri. Questi sono i rapporti tra gli Stati, piacciono o meno. Poi i duri e puri, francamente, che vengono a fare 'sti discorsi, non sono seri nemmeno quando lo dicono, figuratevi quando lo scrivono. Va bene, andiamo a vedere, poi permettetemi di fare per un attimo, come diceva Giulio Andreotti, che a pensar male si fa peccato, ma 90 su 100 ci s'azzecca. Io dico solo 2 parole: Lodomoro? Chi lo sa.
Va bene, andiamo avanti. E tra parentesi, non ci sarebbe nemmeno niente di male, proprio perché appunto gli stati molto spesso devono ricorrere alla ragion di Stato per gestire i loro affari, aggiungerei. Allora, andiamo a vedere appunto la vicenda Al-Masri, un po' di cronaca sulla vicenda, ne scrive il Corriere della Sera, pagina 2, la Libia arresta Al-Masri, l'opposizione, Italia umiliata, il generale che Roma rispedì a Tripoli accusato di tortura, Forza Italia, il governo non c'entra niente. Le opposizioni unite chiedono un'informativa urgente a proposito di questo galantuomo. Il generale Al-Masri è stato deferito in giudizio, posto in custodia cautelare a Tripoli. Le accuse, torture, omicidio, violazione dei diritti umani, simili a quelle per cui la Corte Penale Internazionale, la CPI, ne aveva chiesto l'arresto il 18 di gennaio. La bufera politica in Italia è inevitabile. Il 21 gennaio il generale, arrestato il 19, era stato rimpatriato con un volo dei nostri servizi segreti. Le opposizioni unite chiedono dunque un'informativa urgente. Il governo fa fare al nostro paese una figuraccia internazionale, dichiarano in modo congiunto PD, 5 Stelle, AVS, IV, Azione più Europa. Dal PD Elly Schlein ricorda che Al-Masri è lo stesso criminale che Meloni, Nordio o Piantedosi hanno liberato e riaccompagnato a casa con un volo di Stato, dopo che la magistratura e le forze dell'ordine italiane lo avevano fermato nel nostro paese per il mandato d'arresto della CPI. Insomma, una figura vergognosa a livello internazionale per cui il governo deve chiedere scusa agli italiani. Giuseppe Conte scuote la testa, signori. Che umiliazione per il governo Meloni. Alla fine Al-Masri, un torturatore con accuse anche per stupri su bambini, è stato arrestato in Libia. Invece la nostra premier e i nostri ministri l'hanno fatto rientrare a casa con volo di Stato. Diranno anche che la procura generale in Libia è un nemico del governo? Vabbè. Ora le cose cambiano per l'Aia, la giurisdizione passa a Tripoli, parla l'ex giudice della Corte Penale Internazionale Kuno Tarfusser, che è stato più volte gradito ospite del nostro Giulio Gainarca a proposito della strage di Erba, svolta positiva anche per Roma. Cosa dice appunto Tarfusser? È molto probabile che i libici neghino la consegna di Al-Masri alla CPI proprio perché è in corso un loro procedimento. In questo caso saranno convocati dei giudici dell'Aia. La competenza della Corte Penale Internazionale sui crimini contro l'umanità è definita complementare, nel senso che le permette di intervenire se emerge che il paese in cui sono stati commessi i reati al quale spetta la priorità di indagine non ha intenzione di procedere o se non è in condizione di farlo. Ma se quello stesso paese dimostra di voler andare avanti, la CPI si fa da parte, pronta a intervenire di nuovo se non dà prova di piena sincerità dell'azione. Per cui i giudici libici se la stanno vedendo loro, va bene così. L'esecutivo ribadisce le ragioni del rimpatrio, Piantedosi, sapevamo del mandato d'arresto, il ruolo turco nel blitz, possibile accordo con Dbeiba. Cosa dice appunto il governo? Eccolo qui, Al-Masri lo stanno portando a Misurata nelle prigioni che sono un feudo di Dbeiba, che si è liberato una volta per tutte di un vero torturatore e criminale, capace di torture inaudite non sui migranti ma sui prigionieri politici che si trovano all'aeroporto di Tripoli, e che ha fatto un accordo con Rada e con la Turchia per sostituirlo con un capo della judicial policy più presentabile e più disponibile a collaborare col governo. Insomma, se qualcuno pensava di cogliere imbarazzo e intercettare silenzi, si ritrova invece degli interlocutori che nel governo sono pronti a ribadire, come ha dichiarato al Corriere qualche giorno fa il sottosegretario con delega ai servizi di sicurezza Alfredo Mantovano, che la decisione del procuratore libico non cambia nulla. Abbiamo fatto quello che ritenevamo giusto e legittimo e lo rifaremmo, lo abbiamo messo nero su bianco e non cambiamo idea, ora se finalmente un procuratore libico riesce a far eseguire un suo mandato di 11 mesi fa. Ci sarebbe da aggiungere che il procuratore in oggetto non deve essere tipo di poco conto, se qualche giorno fa è riuscito persino a far arrestare il ministro del lavoro. Il ministro degli interni, invece, Matteo Piantedosi, lo dice in maniera chiara. Quanto sta accadendo in queste ore in Libia dimostra che la scelta di liberarlo e consegnarlo alle autorità di Tripoli non era garanzia di impunità, anzi. Più volte il governo ha sottolineato come la scelta di non arrestare Al-Masri fosse dettata anche dal timore di possibili ritorsioni nei confronti dei cittadini italiani residenti a Tripoli.
Una linea che Piantedosi ribadisce adesso, difendendo la scelta di non accogliere la richiesta della Corte Penale Internazionale. E poi c'è anche la prevedibile indignazione, non solo è sconcertante, è anche fortemente ipocrita, che chi ha vissuto il dibattito in Parlamento, ha letto le carte, oggi vuol far credere che non sapevamo nulla del mandato d'arresto del procuratore libico. Fine della vicenda, evidentemente. Nel frattempo i giudici italiani, per la precisione un'ordinanza della Corte d'Appello di Roma che si rivolge alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, pone questo quesito: di se abbiamo ragione, sempre il Corriere, ne scrive il collega Luigi Ferrarella, di se abbiamo ragione a ritenere che l'Italia il 6 novembre del 23 non potesse proprio neanche stipulare con Tirana il protocollo per la delocalizzazione in Albania, paese extra UE, delle procedure di rimpatrio in aree interne albanesi, equiparate a zone di frontiera e sotto giurisdizione italiana, di migranti soccorsi in mare o irregolari destinatari di provvedimenti di trattenimento. Ecco, vi rendete conto che questi pongono un quesito del genere alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla legittimità dell'accordo Italia-Albania, nel momento in cui l'Unione Europea, per bocca della sua Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, ha già detto nei mesi scorsi che la ricetta italiana è una ricetta da seguire. Così. Poi uno dice: ma non è che magari queste sono decisioni politiche? Si pone questa domanda, chissà, magari. Magari. Andiamo a vedere adesso il giornale, perché ora passiamo a Mamdani. Nel frattempo sono arrivate le vostre zappe, un momento che ve le leggo. Ecco qui. Quanti siete? Sono molto contento che siete in tanti. Allora, evviva gli USA, paese simbolo del neoliberismo dove impera l'iniziativa privata e si premura di esportare in tutto il mondo. Quando finalmente tutto sarà privato, anche tu, caro Antonino, sarai privato di tutto. Sarebbe il caso di riprendere in mano la Costituzione e leggerla con le interpretazioni che ne hanno dato chi l'ha scritta. Buona giornata, Dario. Perché, scusami, la Costituzione dice che noi siamo un paese sovietico? Che io sappia, nella Costituzione è affermata la libertà d'impresa. E poi sai, privato non vuol dire male. Certo, ci vuole lo Stato nell'economia, per carità, ma non in questo modo. Non in questo modo, puoi stare tranquillo. Anche perché l'abbiamo visto lo Stato imprenditore in Italia, secondo la Costituzione che tu mi ricordi. Lo Stato imprenditore in questo paese fabbricava, specialmente ora che siamo a novembre, è bello ricordarlo, i panettoni alle Magna perché erano proprietà del Ministero delle Partecipazioni Statali e le Alfette ad Arese perché l'Alfa Romeo era proprietà delle partecipazioni statali. Vabbè, gruppo IRI, parastatale, quello che vuoi tu, però era lo Stato imprenditore. E ogni anno lo Stato imprenditore, anziché pigliare e gestire queste aziende, non solo Alemagna, ma l'Alfa Romeo lo so, anziché gestire l'Alfa Romeo come una casa automobilistica, si presentava col portafoglio a mantice e diceva: quanto avete perso quest'anno? Tot soldi. Te pigliati i soldi. Anziché prendere e nominare gente capace di farla funzionare. E poi alla fine l'hanno venduta alla Fiat, l'ha venduta Romano Prodi alla Fiat. Questo per ricordarti l'efficienza del pubblico. Il pubblico funziona solo se viene gestito come privato. Lorenzo Acomo, ciao Antonino, la multiculturalità funziona finché le minoranze rimangono tali. Se diventano maggioranza, allora si può parlare di sostituzione culturale. La Francia è a buon punto. Ti trovo molto lucido in questa analisi, Lorenzo, sono d'accordo. New York è già un esempio, oggi più che mai. In Italia sembra che molti remino in questa direzione. Buona giornata. Buongiorno, ora vi dico cosa ne pensano gli italiani dell'arresto del generale Al-Masri. Come un cettola qualunque, una beata minchia. Agli italiani interessa la manovra. Ancora, Al-Masri, se è un problema della Farnesina. Ottimo chiarimento circa le motivazioni al rimpatrio di Al-Masri. Questa opposizione cerca solo lo scontro su tutti gli argomenti. Battista, sono d'accordo, bravo. A New York, come al solito, la sinistra esulta perché hanno eletto un miliardario, portafoglio a destra, cuore a sinistra, non un operaio qualsiasi.
Questi hanno sempre il fascino, non per i cittadini normali, ma per chi ha il grano, ma loro amano i poveri e li amano così tanto che ne vogliono sempre di più, diceva Winston Churchill. Per cui, allora, chi è questo signor Zoran Mamdani? Prima di raccontarvelo con quello che hanno scritto i giornali, vedrete come l'hanno dipinto da destra e da sinistra, io vi voglio leggere questo post che ha ritwittato ieri la nostra Fiammetta Martegani, valente collega che scrive sul Foglio e su Avvenire, che è stata più volte ospite nei miei programmi e che vive a Tel Aviv e quindi ha, diciamo, uno sguardo un po' diverso rispetto a quello occidentale. Allora, questo è un post di Rawan Osman, che è una donna, una siriana, una rifugiata siriana in Germania, ed è un'attivista pro-Israele contro l'Islam radicale. La vittoria di Zoran Mamdani a New York è più di un semplice cambiamento politico locale, ma è il gioiello della corona dell'eredità intellettuale di Edward Said. Ora faremo una cosa un po' accademica, però vi dico chi è questo signore. Edward Said era uno scrittore palestinese che poi era andato a vivere negli Stati Uniti e si era naturalizzato, morto nel 2003, che nel 78 ha scritto un libro che si chiama Orientalismo. Tenete presente questo fatto. Quello che cominciò come un movimento universitario postcoloniale negli anni 70 adesso è diventato una forza politica che sta forgiando il governo dell'Occidente. Il libro di Said Orientalismo, appunto, del 1978, ha inquadrato e ha dipinto l'Occidente e per estensione anche Israele come dei costrutti, delle realtà oppressive che sono basate sul dominio e sull'arroganza culturale. Oggi il linguaggio di Said, che è anche quello di Mamdani, ora vedrete perché lui appartiene a questa cosa, il linguaggio di decolonizzazione, liberazione e resistenza è diventato il vocabolario morale di una generazione di attivisti e politici che vedono Israele non come uno Stato tra le nazioni, ma come il simbolo finale del peccato del colonialismo. Mamdani, che è figlio del professore Mahmoud Mamdani, uno dei più stretti eredi intellettuali di Edward Said, ecco qua, rappresenta la prima traduzione in termini politici di quella visione del mondo all'interno della società americana. La sua retorica della campagna elettorale, le sue posizioni su Israele, le sue alleanze con la sinistra progressista dimostrano che la critica di Said si è spostata dalle aule universitarie al municipio di New York. Quello che un tempo era teoria accademica, adesso è un'ideologia di governo, una che mette in discussione la legittimità morale del sionismo e ridefinisce l'antisemitismo come un semplice dibattito intorno al potere. Per Israele e per le comunità ebraiche, questo rappresenta un punto di svolta molto preoccupante. Le idee che un tempo circolavano a proposito dei teorici del postcolonialismo adesso stanno forgiando il mainstream politico nella città più ebraica del mondo dopo Israele. La salita al potere di leader come Mamdani segnala che la vera battaglia sul futuro di Israele non è all'interno dei suoi confini o a Gaza, ma all'interno dell'immaginazione morale dell'Occidente, dove i discepoli di Edward Said, tra cui Mamdani, adesso scrivono il copione. Capito la sfida culturale qual è? E badate, questa roba qui, vedere l'Occidente come arrogante, colonialista, oppressivo, dominante, è merce che tra poco vedremo anche in Italia, dove la sinistra da tempo, se il tempo ha il merito di aver sottolineato questa cosa, occhieggia e fa l'amore con certi personaggi che non sono teneri nei confronti dell'Occidente, tutt'altro. Ecco, questa è la sfida culturale che ci è stata lanciata. Non so se l'Occidente sarà in grado di coglierla. Allora, andiamo a vedere adesso, chi è questo, Mamdani. Adesso vediamo come lo racconta, il giornale. E il giornale
giovane socialista, abbiamo detto che è un socialismo diverso da quello nostro, radical chic, il primo musulmano a New York. A 34 anni si prende la grande mela, figlio di una regista di Bollywood e di un docente universitario, che come vedete è legato a uno che ha scritto un libro incendiario sull'Occidente. Il ruolo della moglie, illustratrice di origine siriana. Mamdani, nato appunto in Uganda, dopo 2 anni passati poi a Città del Capo, Zoran, all'età di 7 anni, arriva a New York e lì compie tutti i passi giusti per un giovane proveniente da una buona famiglia di intellettuali. Dal liceo pubblico, il prestigioso Bronx High School of Science, passa al Botwine nel Maine, dove si occupa di studi africani. Racconta di aver provato il rap e la scrittura prima di avvicinarsi alla politica. Nel 2016 era tra i millennial in adorazione di Bernie Sanders e ed ha sconosciuto rappresentante del Queens nell'Assemblea dello Stato di New York. Nell'ottobre del 24 lancia la sua candidatura a sindaco. Adorato dai giovani, ma anche da genitori e nonni, per molti democratici rappresenta il futuro di un partito alla ricerca di un'anima, dopo la batosta del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Appassiona molti anche la sua vita privata. Da febbraio è sposato con Rama Duwai, 28enne, nata in Texas, conosciuta su un'app di incontri. Dopo il fidanzamento a Dubai, dove vivono i genitori di lei, si sono sposati quest'anno con una cerimonia civile in municipio a Manhattan. La prossima First Lady della Grande Mele è un'illustratrice e animatrice di origine siriana che ha pubblicato su New Yorker e Washington Post e usa la sua arte a sostegno del movimento pro-PAL negli Stati Uniti. Tac. Gli occhi sono puntati anche sul suo look. Evita i grandi marchi a favore di designer indipendenti, il suo stile rappresenta la sua identità. Per la notte elettorale ha indossato un top nero senza maniche, inciso a laser con quelli che sembravano i classici motivi tatrizi di Zeid Jazi, stilista palestinese con sede a Londra, le cui opere combinano ricami tradizionali e tecniche futuristiche ed è stata esposta al Victoria and Albert Museum. Il tutto abbinato a gonna nera a metà polpaccio della stilista newyorkese Ulla Johnson, parte dell'establishment della settimana. Il marito invece si è fatto notare per 3 vistosi anelli d'argento, 2 sulla mano destra, 1 sulla sinistra. Questo sono io, ha dichiarato Mamdani, che di solito indossa un anonimo completo scuro con cravatta sottile. Quanto mi stanno sul cavolo le cravatte sottili. Sì, le porto pure io, però non mi sanno gne gne gne. È ciò che ero prima di decidere di candidarmi a sindaco e ciò che sarò anche dopo, quando sarò sindaco di New York. 34enne ha iniziato a portare anelli dopo la morte nel 2013 del nonno paterno che l'aveva acquistata a sua volta durante un viaggio in Siria. Cosa vuole fare per Nuova York questo signore? Bene, questo signore vuole proporre tutta una serie di cose a pagamento dello Stato e in particolare, vediamo se riusciamo a trovare il pezzo, no, non qui, andiamo su Repubblica. Pensate voi che cosa vuole proporre. Tra l'altro vuole anche allungare le corsie riservate dei bus a New York. A Milano c'è il problema delle corsie delle piste ciclabili che rubano spazio al traffico. A New York ci saranno queste per i bus, perché così è convinto che accelererà la velocità dei servizi pubblici. Vediamo un po', dov'è? Bill de Blasio ne parla a pagina 2 della Repubblica, dove racconta com'è che si è imposto questo signore. Bill de Blasio è stato sindaco di New York dal 14 al 21 e dice che Mamdani ha portato la sua campagna tra la gente, catturandone l'attenzione con una visione semplice ma concreta. Lezione importante per i democratici, puntare tutto sui problemi quotidiani. Trump ha detto che Mamdani porterà il comunismo a New York. Le sue proposte verrebbero definite socialdemocrazie in Europa. Trump usa queste iperboli per distrarre dal crollo della sua popolarità e la sconfitta elettorale. Zoran non è comunista, anche se lo fosse non potrebbe instaurare un regime in città, ma solo governarla in maniera più efficace. Lo farà da progressista. È un programma con cui i Dem possono vincere le elezioni di midterm.
Sì, siamo troppo concentrati sull'individuazione di una leadership unica. Personaggi come il governatore della California Newsom stanno emergendo con forza. La chiave però sono le idee, come l'accessibilità. Nel 24 i democratici hanno perso l'opportunità di offrire un messaggio ottimistico, di speranza. Non solo uno sbiadito sogno americano a cui molti ormai non credono più, ma una visione utile e concreta. Questo ottimismo è stato la chiave del successo di Zoran. Alcuni accusano Mamdani di essere debole col crimine, ha già risposto confermando a capo della polizia Jessica Tisch. La verità è che la criminalità è in costante calo, Trump ne vuole fare l'unico tema centrale, ma questa non è la percezione della gente. New York diventa ora il centro della resistenza? Ovvio, è un ruolo che svolge da anni, ma è fondamentale che non sia l'unica. La resistenza deve diffondersi in tutta l'America e il risultato di ieri dimostra che sta avvenendo. La resistenza, signori, la resistenza. Vi rendete conto? C'è la resistenza negli Stati Uniti d'America, Zoran. Allora, vi faccio vedere qual è il programma di Mamdani, questo è il suo sito. La piattaforma New York è troppo costosa, Zoran abbasserà i costi, renderà la vita più facile. In particolare, vedete, abitazioni, congelare gli affitti, costruire delle case che abbiano un prezzo accessibile, combattere i cattivi proprietari di casa, supportare i proprietari e smetterla di rubare i deed. I deed sono cioè smetterla di rubare sui contratti di vendita. Andiamo a vedere, per questo per evitare che appunto la gente venga truffata e gli rubino le case. Sicurezza, lui propone maggiore sicurezza per quanto riguarda la città. Guardate qua a proposito di mangiare, dice i prezzi del cibo sono fuori controllo, quasi 9 newyorkesi su 10 dicono che il costo dei supermercati sta salendo molto di più dei loro stipendi. Solo i più ricchi non si sentono spremuti alla cassa. Come sindaco Zoran creerà una rete di supermercati di proprietà municipale che avranno il compito di tenere i prezzi bassi e non di fare profitto. Senza dover pagare l'affitto o tasse di proprietà, ridurranno quindi, diciamo così, ridurranno le spese e forniranno questi risparmi ai clienti. Compreranno e venderanno a prezzo all'ingrosso, centralizzando la distribuzione e i magazzini e faranno squadra con con i quartieri locali su prodotti e fonti di approvvigionamento. New York già spende milioni di dollari per dare sussidi agli operatori dei supermercati privati, che peraltro non hanno nemmeno l'obbligo di prendere gli SNAP, che sono i buoni per i meno abbienti. Dobbiamo quindi reindirizzare il denaro pubblico verso una vera opzione pubblica. Quindi capite questo che farà? Farà costruire, secondo lui, su terreni di proprietà comunale questi supermercati che offriranno cibo a prezzo ribassato. Tutto questo di proprietà statale, che negli Stati Uniti, sì, falla, che negli Stati Uniti, figuratevi voi. Altro piano, eccolo qua, il trasporto pubblico sarà gratuito, signore e signori. C'è un newyorkese su 5 che non riesce a pagare il biglietto dell'autobus e peraltro i nostri autobus urbani sono i più lenti in tutta l'America, che rubano alla gente che va al lavoro tempo prezioso per la famiglia, per il riposo e per tanto altro e per lo svago. Zoran sostanzialmente cosa farà? Eliminerà permanentemente il biglietto su ogni autobus urbano, li renderà più veloci, costruendo rapidamente delle corsie riservate, allargando, aumentando i segnali per saltare la coda d'attesa del bus e dedicando soprattutto le zone in cui si sale per evitare che ci si infilino gli scrocconi della sosta, no? Quelli che arrivano, parcheggiano 5 minuti, mettono le frecce e l'autobus poi non può entrare e uscire. Ancora, lui vuole dare come si dice, gli asili gratuiti a tutti quanti. Poi che altro vuole fare? Vuole trasformare New York in una città santuario per
gli LGBTQIA+, quindi abbiamo un musulmano che odia Israele, che considera l'Occidente colonialista, però è gay friendly. E poi che altro c'è? Vuole alzare la paga minima a $30 l'ora entro il 2030. Pensate, qua in Italia viene la Schlein e vi dice salario minimo 9 euro l'ora lordi, cioè 4,50 netti. Questo ne vuole far arrivare la paga minima a 30 euro l'ora, che francamente mi metto le mani nei capelli. Va bene, questo è. E per finire sarà una New York City a prova di Trump, signore e signori, quindi proprio lui, Trump non lo può nemmeno vedere dipinto. Eccolo qua, poveri newyorkesi come i londinesi, non so chi tu sia, ma hai ragione. Sentite qua, Donald Trump sta strappando il tessuto sociale di New York City nel suo secondo mandato. Ha mandato gli agenti della ICE. L'ICE sapete cos'è? L'agenzia delle dogane, che però ha anche i compiti in America di combattere i clandestini. Ha mandato gli agenti dell'ICE per strappare i newyorkesi alle loro famiglie. Ha già reso i prezzi sempre più alti e stanno arrivando alle stelle a causa dei dazi, e ha minacciato servizi sociali vitali sui quali i newyorkesi che lavorano si affidano ogni giorno. Zoran combatterà i tentativi di Trump di strozzare la classe operaia, la classe lavoratrice, e costruirà una città dove chiunque può garantirsi e ottenere una vita dignitosa. Ci garantirà che i nostri immigranti a New York sono protetti dalle invasioni di Trump, rafforzando il nostro apparato di città santuario. Cacceremo tutti gli agenti della ICE fuori dalle realtà del municipio di New York, chiuderemo qualunque accordo di cooperazione con loro, aumenteremo il supporto legale per gli immigrati, proteggeremo tutti i dati personali e poi renderemo New York una città santuario per gli LGBTQIA+, e proteggeremo i diritti riproduttivi, quindi anche l'aborto, pensate. Zoran proteggerà i lavoratori e garantirà che le nostre leggi verranno applicate, aumentando il budget della Commissione di New York sui diritti umani e soprattutto rinforzando il nostro Dipartimento per gli affari giuridici. Bene, le 8:30 minuti e 34 secondi, noi ce ne andiamo in pausa, poi ci sentiamo dopo il meteo e la pubblicità. Riccardo Cocciante in bicicletta 1982, tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La pressione perde progressivamente di potenza, ma in giornata non sono ancora attese precipitazioni significative. Al mattino copertura nuvolosa in aumento al centro-nord, cieli invece pressoché sereni sulle regioni meridionali. Nel pomeriggio irregolarmente nuvoloso in Sardegna, con qualche pioggia in serata, stabile altrove. Temperature stazionarie fresche al mattino, miti di giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche, cari amici di Radio Libertà, allora siamo pronti, l'olio nuovo sta scendendo dal frantoio, un momento importante, e anche le confezioni di Natale sono praticamente pronte. Le potete trovare, tenete d'occhio il sito olioacerbis.com, oppure per informazioni chiamate 030 68 40
408. Insomma, a Natale, se volete fare un regalo bello, dopo se uno vuole regalare il ciondolino, la berrettina, alienarsi perché cosa gli regaliamo? No, perché la scarpina che canta e la calzina che fa le feste l'abbiamo già regalata l'anno scorso. Insomma, seduti, chiamate 030 68 40 408. Regalate olio Acerbis e specialità gastronomiche Acerbis, che non si trova nei negozi. Chi riceverà o la confezione da 50 euro, da 59, da 75 o da 79, o la latta bellissima da 5 litri, e assaggerà questi prodotti, specialmente chiaramente l'olio, vi chiamerà e vi dirà: guarda, mi hai fatto un regalo bello. Fosse anche la confezione Stella che costa 50 euro, regalate genuinità, italianità, e sempre presente come prima cosa la poesia in pergamena per dare un senso importante a questa festività. 030 68 40 408. Chiamate e informatevi sulle nostre confezioni natalizie Acerbis 2025. Qualcosa di unico, di bello, di italiano e di genuino. Oppure olioacerbis.com. Grazie, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Passeggiando in bicicletta tanto a te, pedalare senza fretta la domenica mattina, fra i capelli una goccia di brina, ma che faccia rossa da bambina, fai un fumetto respirando, mentre mi sto innamorando. Lungo i viali silenziosi insieme a te, con quegli occhi allegri accesi, entusiasmo ragazzino. Che ne dici, ci mangiamo un panino? C'è un baretto proprio qui vicino, mentre il naso ti stai soffiando. Io mi sto sempre più innamorando, ed il pensiero va oltre quel giardino. Vedo una casa, poi vedo un bimbo e noi, passeggiando in bicicletta accanto a te, pedalare senza fretta, sentendoti vicino. Da che parte adesso siamo? Indovina, il futuro è nato stamattina. Prima freno, poi discendo. Scusami se ti sto abbracciando. Sto abbracciando, ed il pensiero va oltre quel giardino. Le 8:37, 16 qui su Radio Libertà. Grandissimo Riccardo Cocciante nel 1982 in bicicletta, signore e signori. Allora siete sempre appunto sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, parlare a segna stampa, ladies and gentlemen. E allora vediamo che cosa avete scritto di bello con le vostre zappe al 340 670 9659.
Non ricordano i piddini il baffino che non processò e incarcerò il Top Gun che tranciò il capo funivia con una decina di morti? Questo era il Cermis nel 1998. E lo scambio con la brigatista Gianni da Brescia. Qui Gianni si sta riferendo a Silvia Baraldini. Poveri newyorkesi come i londinesi, vedrai quando succederanno agli altri. Antonino, ma come fa Soros a finanziare il sindaco musulmano? Soros non è di origine ebraica e vabbè, ma non è che Soros mo è dietro a tutto. Buongiorno, anche perché, voglio dire, l'hanno votato 2 milioni di newyorkesi a questo qua, mica l'ha votato Soros da solo. Buongiorno Antonino, nessuna meraviglia che l'Occidente si dia il martello sui cabasisi, questo è il risultato di decenni di indottrinamento scolastico tossico. Marco, parole sante, fratello. Eleggiamo lo stesso sindaco anche a Milano, faccina con la linguaccia di fuori, Marco. Marco, stamattina sei un po' paragnosta, figlio di paragnosta, Però è bella questa. Ma il sindaco di New York, visto che è così ricco, i fondi per fare tutte queste cose ce li mette lui? No! Perché qui viene l'altra cosa divertente che non vi ho detto. Lui vuole tassare le aziende che lavorano a New York e quindi quelli che faranno tasseranno i loro dipendenti, mi pare chiaro, si rivarranno anche sui dipendenti, e in più vuole tassare i super ricchi, quindi non solo Trump, ma anche e soprattutto i ricchi di New York, che in maggioranza votano democratico. Straordinario, signori, straordinario. B puntato mi scrive: lo Stato imprenditore ha portato l'Italia a quarta potenza mondiale. Da Prodi e le sue privatizzazioni, la soluzione dei mali italiani in poi siamo arrivati a essere cosa? Ciao. Sì, momento, quarta potenza mondiale almeno fino al 1968-70, poi dopo tutto il sindacalismo che è stato fatto dentro le aziende pubbliche l'ha letteralmente sventrato. Qualche anno fa io ho conosciuto una signora, tanti anni fa io andavo all'ANUSCA, che è l'associazione degli ufficiali di Stato civile e dell'anagrafe, ci andavo per Italia Oggi, anzi li saluto pure perché è una bella realtà. E ho conosciuto una signora che lavorava all'anagrafe a Pizzo Calabro, suo fratello era imbarcato sulla Michelangelo, molti di voi se le ricorderanno le gemelle, Michelangelo e Raffaello, che sono state gli ultimi due grandi transatlantici italiani costruiti e utilizzati dalla Società Italia, società che era parastatale, vi ricordo anche questo. Sono state disarmate nel 1975, poi non le voleva nessuno, alla fine l'hanno vendute nel 77 allo Shah, le hanno rimorchiate a Bandar Abbas in Iran, poi è venuta la guerra Iran-Iraq, la Raffaello è stata colpita e distrutta nell'83, difatti sul fondale a Bandar Abbas c'è un pezzo di relitto. La Michelangelo invece è stata distrutta, è stata completamente smantellata da Langhi in India nel 91, ma ormai erano due rottami, non avevano più niente della loro splendida eleganza e dello stile che le aveva fatte amare in tutto il mondo. Se le volete vedere guardatevi il film Amore mio aiutami di Alberto Sordi del 70. Ecco, la signora mi raccontò questo parlando della Raffaella e della Michelangelo, mi disse questo in dialetto: a Raffaele e a Michelangelo, già mangiaruigli. Traduzione: la Raffaella e la Michelangelo se la sono mangiata l'equipaggio stesso e la società che la gestiva. Perché? Perché purtroppo in Italia le aziende pubbliche, come vedete, vengono utilizzate come vacche da mungere e non come, o meglio, da un certo punto in poi sono state utilizzate come vacche da mungere e non per criteri, diciamo, di economia. Pensate questo, Giuseppe Luraghi, il presidentissimo dell'Alfa Romeo nel 74, l'uomo che aveva portato l'Alfa Romeo in attivo, che vendeva macchine a bizzeffe, venne cacciato da De Mita e da Gullotti perché De Mita e Gullotti gli avevano imposto un piano per produrre 70.000 alfette al nord e 70.000 alfette a Pomigliano d'Arco, cioè un posto dove alle Alfa Sud facevano i sabotaggi. Voi vi immaginate un modello di alto livello come l'Alfetta fatto a sabotaggi a Pomigliano d'Arco? Che cosa sarebbe successo? E gli avevano imposto addirittura di fare una fonderia nell'Irpinia perché bisognava espandere e dare lavoro nell'Irpinia. Luraghi si rifiutò, nel gennaio del 74 con una manovra di palazzo lo cacciarono via e poi cominciarono i guai
e poi nell'86 è successo quello che è successo. Quindi, come vedete, sì, lo Stato imprenditore, hai ragione, ci ha reso quarta potenza mondiale, poi però si è autodistrutto da solo. Ancora Maurizio, ma guarda il tempismo coi droni sugli aeroporti europei, colpa dei russi che vogliono sapere cosa, droni di matrice europea per giustificare la corsa agli armamenti di Ursula e Mattarella e la riconversione tedesca di Volkswagen e Mercedes come prima nella seconda guerra mondiale di Hitler. Non sono nemmeno originali, Maurizio, forza Antonino, grazie. Più che altro forza Vibonese, ragazzi, domenica abbiamo perso contro il Ragusa, siamo quarti in classifica, Serie D, Girone I, sapete che ci sto male, vabbè. Parliamo di cose serie adesso, non che i vostri messaggi non siano seri. Sono le 8:43:32, tra un minuto e mezzo avremo con noi l'onorevole Graziano Pizzimenti per Qui Parlamento. Allora, torniamo seri, perché qua è una cosa che mi fa male. Carlo Cambi ne parla a pagina 9 della Verità. Scontro sulla giustizia, fece morire di fame la figlia di 18 mesi, ma i giudici in appello le tolgono l'ergastolo. Cancellata l'aggravante dei futili motivi, concesse le attenuanti generiche ad Alessia Pifferi, condanna ridotta a soli 24 anni. L'ergastolo è passato di moda, anche se una madre lascia morire di stenti la sua bambina di 1 anno e mezzo per andare a divertirsi. L'ha gridata alla lettura della sentenza d'appello Viviana Pifferi, prima accusatrice della sorella Alessia, che ieri ha schivato il carcere a vita. Di certo l'afflizione più grave è che non l'abbandonerà finché campa per Alessia Pifferi e se si è resa conto di quello che ha fatto. Ha abbandonato la figlia di 18 mesi, a vederla nella foto pare una bambola e il pensiero di ciò che le ha fatto la madre diventa insostenibile, lasciandola morire di fame e sete straziata dalle piaghe del pannolino. Nel corso dei 2 processi, in quello di primo grado che si è svolto 1 anno fa, la donna era stata condannata al carcere a vita, si è appurato che la bambina ha cercato di mangiare il pannolino prima di spirare. Ebbene, ieri la Corte di Assise d'appello del Tribunale di Milano, rigettando la tesi della Procura Generale sostenuta in aula dalla dottoressa Lucilla Tonto Donati, che ha chiesto la conferma dell'ergastolo. Dottoressa Tonto Donati, io ho profondo rispetto per lei, voglio che lei lo sappia pubblicamente, perché lei ha fatto la cosa più giusta dal mio punto di vista. Lucilla Tonto Donati, che ha chiesto la conferma dell'ergastolo, ha ridotto la pena a 24 anni perché ha ritenuto le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti dopo aver cancellato quella per futili motivi che aveva determinato la condanna all'ergastolo. Si dovrà attendere le motivazioni per capire ciò che ora appare difficilmente spiegabile. Andare in vacanza non curandosi della figlia non integra i futili motivi. Nel luglio di 3 anni fa la Pifferi si è allontanata da Milano per 6 giorni con uno dei suoi fidanzati. Ha lasciato la piccola Diana chiusa in casa nella culla con una bottiglietta d'acqua e un biberon di latte. La bimba è morta di stenti. Ebbene, per la Corte d'Appello di Milano questi comportamenti non sono futili motivi e non danno luogo a nessuna aggravante. La dottoressa Tonto Donati nel requisitorio è stata ultimativa. La condotta che abbiamo di fronte è particolarmente raccapricciante, ma anche particolarmente difficile da accettare concettualmente perché è una condotta omissiva. Non è una mamma che butta la figlia dalla finestra, ma lascia una bambina soffrire per 5 giorni e mezzo nel caldo di luglio a Milano con le finestre chiuse. C'è una difficoltà nell'accettare l'idea che una persona capace di intendere e volere possa fare una cosa del genere. Pensiamo che chi l'ha fatto sia pazzo, ma questo ormai lo dobbiamo eliminare dal nostro pensiero perché abbiamo ben 2 perizie d'ufficio, oltre alle consulenze di parte. La Pifferi, tanto in primo grado che in appello, è stata dichiarata capace di intendere e di volere. Lascio questo al vostro giudizio, perché io non mi sento di andare oltre nella lettura di questo pezzo. Con tutto il rispetto per Carlo Cambi, non è colpa né di Carlo né della Verità, anzi, tanto di cappello che avete fatto il vostro dovere come sempre. Ma non me la sento io di andare avanti nel leggervi una cosa del genere, perché lo trovo atroce. Scusate, ma credo di aver fatto abbastanza sotto questo profilo stamattina. Allora, le 8:47, un momento che dobbiamo recuperare l'onorevole Pizzimenti, abbiamo un piccolo problema con il numero di telefono, ma lo recuperiamo tra poco.
questo è il bello della diretta. Voi intanto, se volete, potete mandare le vostre zappe al 340 670 9659. Vi pregherei di essere però civili in quello che scrivete, perché direi che questa vicenda ci chieda di essere civili, quantomeno per rispetto a Diana, che è morta in questo modo, alla bambina che è morta in questo modo. Quindi solo questo vi chiedo. Allora, momento che cerchiamo di ripigliarci e allora abbiamo un problema col numero dell'onorevole Pizzimenti. Sì, e questo è il numero che abbiamo, ma non ci risulta attivo, quindi adesso avvisiamo. Scusate un attimo perché abbiamo un piccolo problema. Dai, perché ovviamente noi abbiamo i nostri elenchi, ma sto numero stranamente non funziona stamattina. Altre zappe che sono arrivate. Ciao Antonino, ma il ghostwriter del nuovo sindaco di New York sarà mica stato Conte, tutto gratis, tanto il pirla che paga si trova, Walter. Ma ti ripeto, in una nazione come l'America dove work, non lo so se trovano assai pirla desiderosi di pagare tutta sta roba, anche perché il tempo, anche perché la cosa, diciamo così, lascia perplessi persino quelli che sono dichiaratamente di sinistra o sostenitori. Guarda qua sul Tempo, Walter, per esempio, no? Pietro De Leo che intervista Alan Friedman, troppo di sinistra, Mandani non farà quasi nulla, adulazione da noi solo perché fa chic. Quindi vi lascio immaginare. Ecco, vediamo un attimo di passare è per forza che non lo trovavamo. Simone, scusami, ti sto passando il numero dell'onorevole Pizzimenti, ce l'hai? Quando è pronto ci siamo. Ecco qua. Vi dicevo di Friedman. Friedman dice: che figura è il neosindaco di New York? Per usare uno schema italiano possiamo collocarlo più a sinistra di Bonelli e Fratoianni. Io non l'avrei votato perché il suo programma è troppo estremista. A me gli estremisti non piacciono né a destra né a sinistra. New York non è indicativa di tutta l'America, è roccaforte della sinistra radicale. La vittoria di un candidato con questo profilo sarebbe stata possibile solo lì o forse a San Francisco. Va considerato poi che Mandani non aveva opposizione, solo un ex governatore democratico come Andrew Cuomo che ha dovuto dimettersi per molestie sessuali. Però c'è un aspetto significativo. Il neo sindaco di New York si è posto come anti-Trump e l'ha saputo fare efficacemente. Ciò gli ha dato celebrità nazionale. Per cui questo cosa significherà nel tempo? Che Trump lo sceglierà come punching ball, sostenendo che tutto il Partito Democratico è una forza di sinistra radicale. Quindi gli ha fatto solo un favore a Trump. Ma adesso qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora io voglio salutare l'onorevole Graziano Pizzimenti. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a lei, radioascoltatori. Onorevole, allora, tornano le province in Friuli Venezia Giulia? Ma spero proprio di sì, cioè io direi quasi finalmente, nel senso che ieri è stata votata la seconda votazione alla Camera perché è una riforma dal punto di vista statutario e quindi ha valenza costituzionale, quindi ci deve essere la doppia votazione alla Camera e al Senato, quindi passerà al Senato e poi è definitiva. Molto bene. Ecco, ma perché reintrodurle? S'era fatto negli anni scorsi tutta una serie di polemiche sulle province e così via. Poi Renzi è venuto e ha inventato questa sorta di province di secondo livello con i presidenti che vengono eletti dai vari sindaci della provincia, Sì, eccetera, sì, eccetera. sì. Perché tornare? Prima di tutto
ci capiamo, perché il Friuli Venezia Sì. Giulia è l'unica regione in Italia che non ha le province, né di primo né di secondo livello, quindi mancava completamente. Ah. E faccio un esempio banale ma anche sostanziale: quando io ho fatto l'assessore regionale ai trasporti e viabilità in Friuli Venezia Giulia e a livello ministeriale c'era la ripartizione dei fondi per le strade provinciali, il Friuli Venezia Giulia non le prendeva perché non le aveva le province, e quindi si doveva fare tutto un giro, andare a Roma e fare spiegare, eccetera. Quindi c'erano difficoltà amministrative. Ma al di là di questo, perché la regione Friuli Venezia Giulia, tra l'altro una richiesta fatta dal presidente Fedriga, quindi da una delibera di consiglio regionale che viene portata appunto all'attenzione e alla votazione a livello parlamentare, perché noi crediamo che un ente di area vasta che abbia organi eletti direttamente dai cittadini, perché con questa norma si andrà a elezioni della provincia, non di secondo livello con quel inciucio che ha fatto Renzi facendo quel misto mare che non si capisce chi gestisce e chi non gestisce, e i cittadini non sanno chi è neanche il presidente della provincia perché non l'hanno votato, non sanno chi sono i loro rappresentanti. Ma è importante, oltre ad essere eletti direttamente, che hanno delle funzioni proprie su vari temi, cioè tipo la viabilità, abbiamo l'edilizia scolastica, le infrastrutture, l'ambiente, lo sviluppo territoriale. Quindi si andrà a ottimizzare l'attività amministrativa, la responsabilità diretta degli amministratori rispetto ai cittadini, la sussidiarietà, cioè temi molto cari poi alla Lega che, come ho detto ieri in Parlamento, ha votato convintamente questa legge. Ecco, quindi aggiungo solo una cosa velocissima. Prego. E hanno votato anche partiti di sinistra, cioè Alleanza Verdi Sinistra l'ha votata, l'unico che non l'hanno votata è il PD, perché è quello che aveva fatto la riforma a suo tempo nel 2016 in Friuli Venezia Giulia, e 5 Stelle, che sappiamo che loro sono contro qualsiasi tipo di riforma, ma quasi tutto il Parlamento, tant'è che bastavano 201 voti favorevoli, in realtà sono stati 228 i voti favorevoli. Quindi è un provvedimento che era non solo atteso ma anche molto gradito. Senta, quali saranno ora i suoi prossimi impegni, onorevole? Ai prossimi impegni, al di là che ieri è stata votata anche un'altra legge che va fuori da questo argomento, che è quella sugli interporti, e quella degli interporti era una riorganizzazione a livello nazionale di quelli che sono uno dei punti nevralgici sul territorio dal punto di vista della logistica e dell'economia dei trasporti, per cui una legge molto molto sentita anche questa dagli addetti ai lavori e quindi importantissima. A livello locale ieri è stato sentito anche il designato all'autorità portuale di Trieste, del porto di Trieste Monfalcone, quindi si va avanti anche su questo campo, e quindi stiamo facendo, oltre che adesso ovviamente siamo a fine anno, è partita la finanziaria e lì tutte le forze di questo mese vanno concentrate in questa direzione. Molto bene, allora onorevole, buon lavoro, grazie, al piacere di ritrovarci Grazie presto. a voi, grazie, arrivederci. Qui Parlamento. Oh, e ringraziamo l'onorevole Pizzimenti, ci scusiamo tra l'altro con lui per il ritardo che abbiamo avuto, qualche minuto di ritardo perché non trovavamo il numero giusto, però ce l'abbiamo fatta. D'altronde, com'è che diceva la buonanima di Gianni Minà? Sì, questo è il bello della diretta, e adesso Cassius Clay per parlare con lui di Che Guevara. No, quella è un'altra storia. Altre zappe che avete mandato voi, vediamo un po'. Credi che questo sindaco reggerà fino a fine mandato? Soros ha lo scopo di rendere ingovernabili le città americane. Antonia da Udine, ancora. Scusate, ma anche noi a Milano abbiamo il cugino del neo sindaco di New York, Youssef Salal, alias Giuseppe Sala, quindi spoiler.
I miei ascoltatori sono differenti. Silvio, scusate. Silvio da Torino, prima era la lotta per la secessione, poi la sovranità contro l'UE, ora sarà comunismo e islamismo contro libertà. New York insegna, aiuto. E non bisogna avere paura di affrontare le sfide. Ancora, Maurizio, la conta delle denunce nelle città non conta nulla, la gente rassegnata non denuncia più perché è inutile, come dicono quando vai a fare denunce. Mau, fate i nomi dei giudici che per la Pifferi hanno ridotto l'ergastolo, vergogna, cacciateli dal foro, vero Mattarella e magistratura. Eppure che facessimo i nomi, questa sarebbe soltanto una gogna. 1, 2, i giudici alla fine avevano questa possibilità. Il problema non è quello che fa il giudice, il problema è la legge che glielo permette di fare, perché il giudice è la bocca della legge. Hanno fatto una compensazione tra attenuanti e aggravanti davanti a una cosa del genere. Certo, tu dici, ma sì, aveva questa possibilità, avrebbe potuto anche evitare e confermare l'ergastolo, sono pienamente d'accordo con te. Allora forse dobbiamo arrivare a una norma che dice che in determinati casi, come l'abbandono ai minore, eccetera, 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 non si può fare questa compensazione. E allora pena esemplare. Ma Friedman non è un nome di cane. Chiunque tu sia, sei leggenda. Questa è una citazione del secondo tragico Fantozzi, 1976. Vabbè. Cara Antonina, ascoltare Cocciante e Bella Senz'anima a parte dà sempre un senso di benessere, piacevolezza, pace e tranquillità. Non so se è così anche per te, Luigi. Sì, sì, sì. E poi è molto elegante e intelligente. Sai, io come criterio preferenziale adotto quello di Battiato. Voglio sentirmi imbecille guardando e ascoltando gente più intelligente di me. Poi non so chi tu sia, ma è una donna che ci scrive, una signora o signorina, non sappiamo. Buongiorno Antonina, anch'io mi sono commossa come lei. Lei lo puoi lasciare stare. Nel ricordare la tragedia di Diana, una bella bimba innocente, vittima di una donna vuota e di un padre inconsistente. Quanta miseria. Grazie e buona giornata. Ecco, brava. Tu hai messo il dito nella piaga e ci hai infilato tutto il braccio. E il padre in tutto questo chi è? Dov'è? Che faceva? Boh, non si sa. Ma Dio la accolga sta creatura. Va bene, andiamo in pausa e torniamo tra poco, così concludiamo i giornali e poi apriamo il telefono allo 0292947222. Però prima mi dovete far dare ancora 3-4 notizie. Facciamo sto patto. Jingle e torniamo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Le 9, 1 minuto e 57 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa rassegna stampa in eccezionale sostituzione di Semi Varin. Lo ritroverete poi più tardi con Potere al Popolo e tutto un magna magna, e poi tra l'altro domani lo ritroverete anche alle 7:30 con la rassegna stampa. Sapete che io sono la sua controfigura, lui però è più bello e ha anche più capelli, quindi però ogni tanto mi usano come controfigura di sé.
Sapete com'è? Ognuno si arrangia. Sentite un po', bella gente, facciamo una bella cosa. Sono le 9:02. Se mi fate dare altre 3-4 notizie che premevo, insomma, avevo in animo di leggervi e di segnalare, poi apriamo il telefono e parliamo di quello che volete voi e andiamo verso la fine. Tra l'altro, intanto arrivano altre zappe che avete mandato. Nina, l'Italia è stata governata per decenni da un partito chiamato Democrazia Cristiana, la Germania dai cristiano-democratici. Sono anni e anni che i vescovi italiani corteggiano l'Islam. Con che faccia ci possiamo ora scandalizzare se i musulmani pensano di farsi un partito islamico? Se vogliono farselo lo faranno e il Vaticano li benedirà. Ma Nina, l'Italia non è più un paese cattolico da almeno 30 anni, da quando Papa Wojtyla nei primi anni 90 dava le pagelle alle regioni d'Italia. Tra l'altro quella che prese i voti più bassi, se non sbaglio, fu l'Emilia Romagna. Dovrei andare a cercare nell'archivio della Stampa. Ancora, sarebbe un provvedimento molto importante, dopo aver ascoltato l'intervista all'onorevole Pizzimenti, ritornare ad avere le province con le stesse funzioni come era prima del 2016. Cogliamo l'occasione per cercare di convincere il governo. Guarda, se fossero elette dalla gente e funzionassero, sarei pienamente d'accordo con te, fratello o sorella, chiunque tu sia. Va bene. Vorrei dare un'occhiatina ai commenti anche su Facebook, ma non ci riesco, per cui noi procediamo. Allora, cosa vi voglio narrare adesso? Restiamo sul Libero perché è successo un fatto e il fatto è questo. Rapina in villa a Rovigo, spara ai ladri in casa sua, ma grazie alla nuova legge non viene indagato. Meloni, la difesa è legittima. Un 68enne di Grignano Polesine ha reagito all'ennesimo furto, esplodendo dei colpi di pistola regolarmente denunciata. Ferito uno dei malviventi, per la procura non c'è reato in base alla nuova legge approvata nel 2019. Sono circa le 18:30 di lunedì 3 novembre a Grignano Polesine, frazioncina di 3.000 abitanti a Rovigo, nel Veneto che è schietto e concreto, come sa essere solo la provincia abituata a non girare troppo attorno alle cose, un uomo di 68 anni si ritrova con alcuni ladri nella sua villetta. Non è la prima volta, quello è almeno il secondo tentativo di furto che subisce. La paura, la preoccupazione, ma anche la frustrazione. Fuori è già buio, ci sono i primi freddi dell'autunno, un gruppetto di malviventi ha appena scavalcato la recinzione della sua proprietà ed è entrato nel giardino. Lui, il 68enne, però se ne accorge e reagisce. Prende una pistola, la detiene legalmente, ha tutti i documenti e spara. I furfanti sono 3 e hanno il volto coperto. Un colpo parte di sicuro, di più al momento con precisione non si sa. Ne colpisce uno che, nonostante sia ferito, riesce a fuggire assieme agli altri, forse a piedi, più probabilmente in automobile. Sul vialetto, tuttavia, le forze dell'ordine che tra pochissimi minuti si occuperanno del caso troveranno chiare tracce di sangue, che magari saranno pure utili per individuarli. La campagna attorno a Grignano è poco illuminata, sfruttando l'oscurità i 3 mariuoli si dileguano con quel compagno contuso sulla cui gravità delle lesioni a ogni modo è impossibile farsi un'idea puntuale. Ciò che è certo è che, come prevedibile, ai pronto soccorsi e agli ambulatori di zona non si presenta nessuno per farsi curare dalle ferite da arma da fuoco. Intanto lo sparo del proprietario di casa che vive lì assieme alla moglie ha attirato l'attenzione dei vicini e soprattutto delle autorità. È un attimo infatti che si presentano 3 pattuglie della polizia che isolano il quartiere e si fanno raccontare per filo e per segno dal signore protagonista della disavventura cosa è giusto successo. Se questa storia fosse capitata qualche anno fa sarebbe stata preludio a un'inchiesta, a una polemica, mesi, magari anni di diatribe legali in tribunale e chiacchiericci al riguardo al bar non solo della via, perché il ricorso alle armi da sparo, il bandito colpito, si va bene alla difesa personale, però serve proporzionalità. Invece è vero, un'indagine viene aperta e viene aperta subito, ma per tentata rapina aggravata e contro ignoti, dato che i 3 per ora restano senza un nome, e con la motivazione che si sono armati, travisati e hanno commesso i fatti all'interno di un luogo di abitazione. Tra l'altro perché sono più persone riunite, le indicazioni sono quelle che la Procura di Rovigo rende pubbliche in una nota. A carico del 68enne che ha sparato loro non c'è nulla. L'uomo non è indagato in base alla nuova disciplina sulla legittima difesa del 2019. Sì, ha fornito la sua versione dei fatti e sì, ovviamente, giustamente, gli inquirenti stanno visionando i girati delle telecamere di sorveglianza dell'area per cercare di risalire il prima possibile ai criminali che volevano razziargli la villa, ma niente di più.
A chi si trova in una situazione del genere non posso che esprimere solidarietà, afferma la sindaca della città Valeria Cittadin. La proprietà privata è sacra ed è giusto difenderla dai malintenzionati. Cittadin anche in passato è stata dura nell'affermare l'esigenza e la sicurezza del suo territorio. Tra l'altro, quello dei furti nelle abitazioni, specie al nord-est, è un problema molto diffuso. Proprio ieri i carabinieri di Pordenone in Friuli Venezia Giulia hanno arrestato 2 albanesi responsabili di almeno 13 episodi avvenuti tra la città Udine, Venezia, Bergamo e Cremona. Sul Libero parla anche il sottosegretario leghista alla giustizia Andrea Ostellari e dice la tutela processuale sarà estesa a tutti i cittadini. Il sottosegretario della Lega alla giustizia annunzia la nuova norma che evita l'apertura automatica di un'inchiesta. Senatore, il Carroccio in queste settimane sta lavorando, gli chiede Fabio Rubini, su un aggiornamento delle norme sulla legittima difesa. Quali? Come Lega abbiamo scritto un testo che introduce la tutela processuale estendendola a cittadini e forze dell'ordine. In cosa consiste? La norma consente ed evitare l'iscrizione automatica nel registro degli indagati di quelle persone che agiscono in presenza di una giustificazione, che può essere la legittima difesa per i cittadini comuni o l'uso legittimo delle armi per le forze dell'ordine. Con questa norma la magistratura e gli organi inquirenti avranno un tempo prestabilito per svolgere le indagini e determinare se ci sono o meno i presupposti per procedere o archiviare. Un'estensione delle tutele che già erano previste, dunque. Diciamo che la tutela processuale chiude il cerchio. In precedenza avevamo previsto che le spese legali affrontate dal cittadino e le forze dell'ordine fossero coperte dallo Stato. Quando verrà approvato questo nuovo pacchetto? Noi siamo pronti, il testo c'è e lo condivideremo con i nostri alleati. Noi chiediamo solo di fare in fretta. Sottosegretario, ogni volta che mettete mano a ste norme la sinistra va accusa e vi dice le modificate perché quelle che avete scritto prima non funzionano. Chi risponde? I decreti di sicurezza funzionano benissimo proprio perché vengono aggiornati partendo dal proprio sedime. Il primo decreto ha iniziato il lavoro, il secondo sarà la continuazione dell'opera, il tutto seguendo la nostra visione che è quella di un paese che ha bisogno di sicurezza, maggiore rispetto alle regole e di chi indossa una divisa. Scusate. Noi siamo da questa parte della barricata, continueremo su questa strada perché per noi sicurezza equivale a benessere dei nostri cittadini. Nel decreto si parlerà solo di tutela processuale? No, quella sarà una parte importante ma non l'unica. Pensa ad esempio alle nuove norme per contrastare i borseggiatori. Come? Togliendo l'obbligo di querela da parte del derubato. In questo modo gli agenti potranno agire subito contro queste persone, senza aspettare la querela, che spesso uno non fa per evitarsi un sacco di burocrazia. E così, oltre al danno al borseggio, c'è pure la beffa del delinquente che la fa franca. Questo non deve più succedere. Altro? Ci saranno norme che prevedono anche una stretta importante per i furti in abitazione a tutela dei nostri cittadini. In conclusione, norme più severe e maggiormente aggiornate. Le ultime classifiche ci dicono che sono in aumento alcune fattispecie di reati. La Lega vuole intervenire proprio su queste. E chiudiamo con questa notizia. Alla stazione ferroviaria di Verona, poliziotto uccise immigrato che lo minacciava, il PM chiede di archiviare. Intanto il telefono è 0292947222, potete chiamare. Dopo aver distrutto la biglietteria, Moussa Diarra, arrivato dal Mali, aggredì con un coltello un agente della Polfer che si difese sparando. La sinistra era scesa in piazza contro la divisa al grido di assassino. E ora, anime belle e progressiste, a una richiesta d'aiuto se n'era uscito così un assessore Dem di Verona, tale Jacopo Buffolo, si è risposto a colpi di pistola. Il grilletto il 20 ottobre dell'anno scorso l'ha premuto un malcapitato agente della Polfer a cui Moussa Diarra, 26enne maliano col permesso di soggiorno scaduto, aveva puntato un coltello da cucina a pochi centimetri dal collo. Nello zaino ne aveva un altro. Poco prima aveva rotto alcune vetrine della stazione e durante la notte scaraventato a terra un poliziotto della municipale. Aveva bisogno d'aiuto, forse cercava l'arrotino. L'agente della Polfer ha sparato. L'immigrato è morto, l'agente è finito sotto indagine per omicidio colposo. La sinistra l'ha attaccato ferocemente per un anno, ha manifestato in difesa del giovane maliano, ci arriviamo tra poco, ma adesso la procura ha chiesto l'archiviazione. È stata legittima difesa. Nello specifico, il comportamento dell'agente è stato senza alcun dubbio proporzionato all'offesa. In base alle indagini, il maliano si è fatto sotto al poliziotto con fare aggressivo. L'agente inoltre non si sarebbe volontariamente esposto a una situazione di rischio. La procura tiene a sottolineare che resta inalterato il senso di dolore per la morte di un giovane.
ed evidenzia che non è del tutto chiaro nemmeno oggi perché quel giorno abbia tenuto un comportamento così aggressivo. Benissimo, abbiamo 2 telefonate. Pronto, chi è là? Pronto? Sì. Salve Antonino, sono Mario, siamo da Varese. Buongiorno a tutti, buongiorno Ciao anche a Mario, lei. buongiorno, buongiorno. Buongiorno, sono contento che ha vinto quel sindaco qua, non so adesso il nome, a New York, perché quello lì, questo è il sintomo che i 5 Stelle stanno aprendo un partito politico in America. Insieme accetto la qualunque. Ciao Antonino, buona giornata. Lo trovo splendido. Altra telefonata, pronto, chi è là? Buongiorno signor Tonino, Lisetta. Buongiorno cara Lisetta. Allora, una buondì. cosa breve sulla riforma della giustizia. Signor Tonino, cosa importa ai magistrati, secondo me? A differenza di quanto vogliono far credere, ai magistrati nulla importa della separazione delle carriere. Ciascuno si trova bene nello status quo. La vera ragione di tanta loro contrarietà alla riforma, sa cos'è? Cosa ovviamente che non possono dire, sta nelle regole disciplinari, secondo me, più severe dell'attuale lassismo. 2 CSM diversi ed altro organo terzo competente per la disciplina, per la disciplina. Oltretutto non soggetto alle varie correnti politiche, dato che finalmente i membri saranno sorteggiati. Tutto qua, io la saluto e buona giornata, signor Tonino. Grazie cara, altre 2 chiamate, pronto, chi è là? Sono io? Tocca Sì, a me? buondì. Sì, buongiorno. Io volevo dare comunque solidarietà, dare un po' di conforto a questo magistrato che ha tolto l'ergastolo a quella madre che ha fatto morire così la sua bambina. E volevo dire, io capisco che lei si è commosso e sono vicino a lei, probabilmente una persona, anzi sicuramente una persona sensibile, però volevo dire a tutti quegli scribi e farisei ipocriti, ditemi la differenza quando una madre prende e in un bambino che è già formato con il cuore che batte, gli arti, le gambine, un bambino che vuole venire al mondo, che vive perché il cuore batte, quando viene ucciso nel grembo della madre, strappandolo, magari facendolo a pezzi con l'aborto, quando viene estratto a pezzi dal cuore della madre, la madre giustamente o non giustamente non viene condannata. Ditemi, scribi e farisei ipocriti, qual è la differenza fra quella madre e la madre che ha fatto morire la sua bambina di stenti. Grazie mille e buon lavoro, salve. Altra telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, ci vorrebbe un bel teologo per rispondere a questa precisazione di Antonella, ma tanta teologia. Volevo dirti questo. Ma mi stai sentendo? Scusami Antonino. Sì, ti sto ascoltando. Scusami Antonino. Volevo dire questo. Tutela legale per i cittadini. No, sai che cosa mi dà fastidio di Antonella? Sì. A parte il fatto che se io sia sensibile o meno, questo non rileva, perché qui la polemica la dobbiamo fare sulle idee e non sulle persone. Ma mi dà fastidio che una persona che non perde occasione di telefonare in una trasmissione giornalistica per dire che i giornalisti sono una manica di stronzi, venga comunque a interloquire qua e là. Allora, se siamo una manica di stronzi, perché telefoni? Tutto qui. Comunque, Walter, vai avanti. No, dai, Antonella le sue idee le esprime, poi Radio Libertà fa esprimere tutti. Antonella, Sì, ma c'è modo e modo di esprimersi, vai pure. Hai perfettamente ragione, quando ti ho offeso mi sono incazzato anch'io. Volevo dirti questo, tutela legale per i cittadini che vanno a incorrere in una situazione come quella del signore che hai prima citato. Ma guarda che le coperture finanziarie, se sarà un problema trovare, basta togliere la tutela legale gratuita a tutti gli immigrati che arrivano qua, che tu ovunque vada, vedi che girano con carte, cartine e cartelle e con avvocati squali, o non so come definirli, che li cercano per supportarli nella richiesta di cittadinanza, asilo, permesso di soggiorno. Guarda che lì dentro c'è una montagna di soldi che vanno a cariolate a avvocati, a studi, io non voglio parlare di, come si dice, di loschi traffici, però è così, c'è una guerra totale fra avvocati che si arricchiscono su questo. Togliere la tutela legale che viene data oggi
da fatti burocratici a tutti questi immigrati che non hanno il diritto di stare qua, chiamiamoli clandestini. Perché ti devo pagare io l'avvocato? Scusami, perché la Costituzione dice che tutti hanno, dice che è un diritto di tutti quanti essere tutelati da un avvocato a spese dello Stato se non puoi pagarti il patrocinio. Va bene, però lo sai che cosa... Gambia. No, volevo dirti, vai in Africa, vai in Gambia, vai in Somalia, vai in Nigeria, prova a vedere se ti danno la tutela legale. La reciprocità al mio paese deve essere la base di tutto. Se il tuo Stato mi garantisce questo, io ti garantisco questo. Fine della storia. Quando vai negli Stati Uniti, se non fai l'assicurazione sanitaria e ti rompi un braccio, ci lasci là mezzo conto bancario, perché non c'è reciprocità. C'è con l'Australia, con altri paesi, ti devi fare l'assicurazione. Allora noi siamo proprio più ciucci di tutti? La domanda è questa. Ciao, no, è che è cambiato il mondo, Walter, perché vedi, la Costituzione è stata scritta in un mondo in cui tutti questi flussi migratori giganteschi non c'erano. E il concetto di gratuito patrocinio, sai che cosa mi hai fatto ricordare? Un giorno in pretura, no la trasmissione, il film. Se vi capita lo trovate, credo che su Netflix ci sia e anche su Rai Play. C'è Un giorno in pretura, dove c'è Alberto Sordi che fa l'americano, dove c'è Peppino De Filippo che fa il giudice, eccetera, eccetera. E c'è questa cosa degli avvocati difensori che si aggirano, questi avvocati appunto d'ufficio, che si aggirano in attesa di potenziali clienti davanti alle aule. Perché? Perché nell'Italia degli anni 50, in una società che era enormemente povera e in cui comunque si finiva sotto processo per la qualunque, delitti, contravvenzioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ora non sto a farvi la rave e la fava del diritto penale, però era una società diversa in cui certe cose comportavano necessariamente di passare davanti al giudice, mentre oggi invece sono state depenalizzate e quindi paghi solo una multa e te la sfanghi. E allora quelli stavano lì in attesa di clienti che non sempre si potevano pagare l'avvocato. Tra l'altro sfatiamo anche un mito: non è che se uno fa l'avvocato difensore d'ufficio i soldi arrivano subito, molto spesso arrivano molto tardi. Tu dici la reciprocità, sì, però dovremmo cambiare a questo punto la Costituzione. La Costituzione invece stabilisce un principio che non è quello dell'Uganda, che non è quello di altre nazioni. Grazie a Dio, insomma, siamo pur sempre un paese del primo mondo, certamente con problemi economici, culturali, finanziari, quello che vuoi tu, però insomma, accostarmi a delle nazioni che molto spesso sono in mano a regimi dittatoriali corrotti, a loro volta sostenuti da varie autocrazie, tipo i russi e i cinesi, che in Africa ci stanno bagnando il pane in una maniera scandalosa, beh, questo insomma mi lascia un po' perplesso. Se no, dobbiamo, ripeto, cambiare la Costituzione. Cambiando la Costituzione, poi allora, diciamo, ti do l'avvocato d'ufficio gratuito solo se nel tuo paese viene garantito anche agli italiani. Ancora altre zappe. Beh, a chi non piacerebbero le iniziative sociali del sindaco di New York, ma a chi piacerà il conto delle iniziative del nuovo sindaco di New York, Giovanni da Bergamo? A nessuno, perché l'America non è paese dove queste cose si possono sussidiare. Però, come diceva appunto Alan Friedman, essendo New York roccaforte proprio della sinistra più radicale, alle corrida. Gianluca, sai Antonino, l'amarezza dei nostri tempi mi fa credere che il livello di giustizia in cui viviamo avrebbe perfino portato all'assoluzione al patteggiamento dei condannati di Norimberga. Viviamo appieno il diritto all'ingiustizia per tutti. Un abbraccio. Temo anch'io, sai, temo anch'io. Il telefono è sempre aperto allo 0292947222 oppure al 340 670 9659. Potete mandare le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi e naturalmente noi siamo qua, le attendiamo e ve le leggiamo. E poco da dire, molto spesso ci sono delle decisioni che vengono prese e che ci lasciano abbastanza perplessi.
Abbiamo un altro WhatsApp, signore e signori. Buongiorno Antonino, riguardo al problema aborto-abbandono, forse in fondo sono le stesse non madri. Da tempi immemori si dice che le donne devono essere libere. Libere dove e per cosa? Io lascio questa riflessione a voi. Sono persone incapaci di amare quell'agape che non si sa più cos'è, Monica. Monica, tu tiri fuori un concetto come l'agape, che è un concetto estremamente cristiano e anche estremamente alto, è quell'amore senza riserve che giunge anche al sacrificio. Questo è l'agape nella visione cristiana. Io ti ringrazio, tra l'altro, di aver quotato, di aver tirato in ballo un principio così alto e aggiungerei anche così nobile. Però sai, mi viene sempre in mente Madre Teresa quando diceva: se non li volete piuttosto dateli a me e li diamo in adozione, ma non che facciamo ste cose. Poi non lo so, sì, va bene, l'indignazione della sorella della Pifferi, d'accordo, ma tu non potevi fare niente, non hai potuto fare niente, è possibile, non lo so, io queste cose non le so, non voglio entrare in una storia così piena di dolore e di cattiveria. E uso volutamente questa parola da bambini perché è morta una bambina, benedetti Dio. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, chi è là? Sì, buondì, io chiamo da Trieste. Ben trovato. Scusate, ho aperto tardi. Volevo solo chiedervi di ricordare il pilota Andrea De Adamic, che è soprattutto anche nel garage della FISA, perché lui con l'Alfa Romeo GTA divenne campione europeo di turismo nel 66-67, poi guidò anche la Giulia TZ2, l'Alfa 33 e poi insomma altre in Formula 1. Quindi niente, magari quando fate il garage della FISA ricordate anche lui, ecco. Arrivederci. Grazie a te, guarda, io l'ho ricordato già ieri sera a Zoom, abbiamo messo Round in D minor di Augusto Martelli, che era la sigla di Grand Prix, programma che negli anni '80 insomma l'ha portato, lui già era noto per carità, ma l'ha fatto conoscere anche ad altre generazioni di sportivi, appassionati, tifosi, che dopo siamo diventati automobilisti pure noi. Hai fatto bene a ricordarlo anche qua, e io vorrei aggiungere che Andrea De Adamic, se l'Alfa Romeo, attraverso l'Autodelta, i suoi tecnici, le sue maestranze, i suoi progettisti e i suoi operai, ha potuto scrivere a lettere d'oro il nome Alfa Romeo e il nome della città di Arese, di Milano, la sua storia e il nome dell'Alfa Romeo Giulia a lettere d'oro nell'albo d'oro dello sport, e grazie a un uomo eccezionale come lui, a tutta la squadra che nel 66-67 compì il miracolo con la Giulia GTA. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, chi è là? Sì, Antonino, pronto, sono Lucia da Pogliano. Ben trovata, buondì. No. Allora, sono contenta di sentirti anche qua. È la trasmissione che posso seguire un po' di più al mattino, perché durante la giornata poi ho tante altre cose da fare. Vai tranquilla. Comunque, posso cambiare un attimo argomento? Prego. Bisogna fare allora, qui è vero che è sempre più duro, più difficile. Da quando mi viene sempre in mente una cosa, Antonino, che voglio il suo parere. Quando Salvini ha staccato la spina, no, perché vedeva che non si riusciva a fare più niente con i 5 Stelle, e lì si doveva andare al voto, e lui l'aveva detto: datemi i pieni poteri tutti addosso a Salvini. Vuole i pieni poteri. Se si andava al voto a quei tempi, la Lega avrebbe preso il 50% e Salvini poteva fare, sempre se lo lasciavano, perché magari lo facevano fuori. Invece il Mattarello, no, ha deciso di metterli il Draghi, no, come si chiama quello là prima, vabbè, quel che è, tutti. E adesso siamo qua che sguazziamo in un sacco di sigle lì, di sinistra, di sinistrosi, un sacco di roba che non si capisce più niente. Penso che la gente davvero non so se capisce qualcosa, perché poi abbiamo sempre tutti contro, anche con Salvini tutti contro. Sono un po' demoralizzata di questo, davvero, anche lì adesso in America, questo qua che ha vinto. La tua versione veramente, cosa dici? Ciao Antonino, ciao. Ma io dico questo, che è inutile che continuiamo a pensare a cose successe quasi 7 anni fa, eccetera, eccetera. Attualmente la Lega è al governo,
Matteo Salvini fa il vicepresidente del Consiglio, la Lega tra l'altro ha un portafogli di ministeri, cavolo, di importanza non da poco, vedi per esempio l'istruzione con Valditara, degna persona, competente e preparata. Giorgetti, scusate, vi sembra il figlio della serva? Ad avercelo un ministro dell'economia come Giorgetti. Poi vogliamo parlare di tutti gli altri, Piantedosi, eccetera, eccetera. Quindi è inutile che stiamo a pensare al passato, chi se ne frega del passato. Guardiamo ora e costruiamo per il futuro. Il politico è quello che pensa alla prossima elezione, lo statista è quello che pensa alla prossima generazione. Allora, pensiamo alle cose da fare. Pensiamo per esempio al ponte, l'Italia del 2032. Sapete cosa dovremmo fare in questo paese? Cosa dovrebbe fare la politica? Avere, come diceva il presidente Leone, occorre delineare un'immagine su cui si attesti il nostro avvenire. Cioè noi dobbiamo immaginare come sarà l'Italia tra 10 anni e provare ad arrivarci. Questo è il compito della politica. Allora, io preferisco pensare che nel 2032 in 5 minuti passo da un lato e dall'altro dello stretto. Mi piace pensare che c'è l'alta velocità diffusa capillarmente in Italia. Mi piace pensare che stanno costruendo le centrali atomiche, così ci abbassano la bolletta della corrente e non dipendiamo dalla Francia. Mi piace pensare che con la pacificazione fiscale tutti pagano ora il giusto peso di tasse e non vengono strangolati, l'iniziativa privata, la possibilità di costruirsi un futuro, di progettare, di fare per i nostri figli. Questo è quello che mi piace pensare. Poi quanto a Mandani, ma chi se ne frega, questo vedrete che sparirà così come è venuto, dai. Ultima telefonata, pronto chi è là? Pronto Antonino, sono io? Sì, buondì. Sì, benissimo. Guarda, sono Adriana, hai centrato in pieno il problema. Perché noi italiani siamo sempre così lamentosi, anche quando le cose ci vanno bene? Giustamente li hai nominati tutti, abbiamo un Giorgetti che ci invidiano tutti, Salvini sta facendo quello che deve fare, ma tutti gli altri, anche tutti gli altri che non si sentono nominare, perché Claudio Borghi Aquilini, adesso non mi vengono in mente i nomi, per cui basta lamentarci, basta. Voglia, la Stefani, quanti ce n'è? Ma certo, ma c'hai ragione, ma abbiamo dei ministri uno più bravo dell'altro. Allora, il nostro compito che cos'è? Se riuscissimo a convincere una persona al giorno a votare Lega, questa sarebbe la cosa da fare, questo aiuterebbe veramente la Lega. E invece molti se ne infischiano. Io vado ancora in giro alla mia età coi volantini, ragazzi, su, è così che si fa politica, è così che si raggiungono le cose, non lamentandoci. Antonino, grazie, sei sempre un grande. Ciao. Grazie di nuovo. Allora, io devo chiudere, finisco con una cosa. Ragazzi, guardate che nel mondo la Cina sta creando dei farmaci biotech per la cura del cancro al polmone. Direte voi, a me che cosa me ne frega? Me ne frega perché il biotech è una delle frontiere su cui si costruirà non solo gli equilibri di forza, ma anche e soprattutto l'economia di questo secolo. E allora a me, di quando Mattarella non ci ha mandato alle urne, ha chiamato Draghi, non me ne frega più niente, perché io devo pensare a un'Italia che è capace di dire la sua in queste nuove frontiere della tecnologia, che è capace di fare cose nuove, esattamente come lo siamo stati negli anni 60 quando abbiamo sbalordito il mondo. Questo è quello che dobbiamo fare. Orgoglio. Vi ringrazio, vi saluto. Se c'è tempo c'è Adriano Celentano Consoli del 1979. Se no, liberamente, e poi c'è Giovanni Sallusti con Vittorio Feltri per il Bamba della settimana, geniale come sempre il direttore Feltri, e poi ancora Autodafé, Giulio Cainarca e il resto della programmazione. Noi ci ritroviamo stasera alle 18:05 con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Ciao!